C'è stata una grande partecipazione per il sesto torneo internazionale di lotta sarda a Sastrumpa a Villa Grande. Combattenti da varie parti del mondo hanno preso parte all'evento per esibirsi davanti a un folto pubblico. I bambini dai 5 ai 12 anni. Di seguito a una battaglia nella quale in pista scozzese Siamo qua insieme a Gabriele Rubio, rappresentante dell'associazione di Sastrumpa che per il sesto anno consecutivo si adopera alla riuscita della manifestazione. Vogliamo chiedergli le particolarità di questa manifestazione, dunque quali paesi sono coinvolti e perché reca particolare orgoglio nella comunità villagrandese. Lo scopo di questa manifestazione è quello di riproporre l'antico sport dei sardi, l'antica lotta Sastrumpa, riproporlo in modo che non si perda quindi alle future generazioni. Quest'anno siamo giunti alla sesta edizione di questo torneo internazionale e vedere la partecipazione appunto di diverse nazioni europee, quali quindi la Bretagna, quindi la Francia, la Scozia, l'Inghilterra e l'Islanda, e in particolare quindi in rappresentanza del continente africano, quindi il Senegal, e delle Americhe e il Brasile. La manifestazione si è aperta nel segno della memoria. La comunità ha fatto un minuto di silenzio in memoria di Massimiliano Scotu, un ragazzo di 26 anni morto di incidente stradale lo scorso maggio. La platea ha poi accolto con entusiasmo i partecipanti all'evento. Forte la sportività, dentro e fuori dal campo. Nonostante la presenza di diversi stranieri nello spazio di gioco, gli spettatori hanno riservato applausi per tutti. I lottatori, dopo ogni gara, si sono celebrati a vicenda, talvolta scherzando con l'avversario battuto per risollevarne il morale. La sportività è rimasta viva fino alla premiazione sul podio, dove i rivali si sono onorati a vicenda con stretti di mano davanti ai flash dei fotografi. Varie culture si sono fuse tra loro, alla ricerca dell'origine delle antiche lotte e delle similitudini che accomunano Sastrumpa con le lotte praticate nel resto del mondo. I presenti hanno avuto l'occasione di osservare balli e lotte tradizionali di paesi sempre più lontani, man mano che la tensione saliva, visto l'avvicinarsi degli scontri finali. Da subito spazio per la cultura sarda. Le maschere di Ottana hanno giocato davanti alla folla, subito dopo aver lasciato spazio al gruppo folk del paese, per il tradizionale balletto. Grandi applausi per l'esibizione degli scozzesi, che hanno proposto la loro tradizionale lotta. Particolari i combattimenti islandesi. I rivali si sfidano afferrando la cintura dell'avversario. Dura invece 7 minuti la lotta bretone. Vince chi ha atterrato più volte l'avversario in questa quantità di tempo. La serata è continuata con balli ed esibizioni dal Senegal, con spettacolari acrobazie, e dal Brasile, dove sono state rievocate le tecniche di lotta che gli schiavi sfruttavano per liberarsi dai loro padroni. Sono 3 gli arbitri che hanno seguito gli atleti. Al centro Piero Scudu, ai lati Paolo Ladu e Giuseppe De Murtas, che hanno assistito Scudu per la scelta del vincitore alla fine di ogni gara. 6 le categorie che sono scese in campo, tutte stabilite in base al peso. Grande ovazione per Giovanni De Murtas di Villa Grande, che ha vinto la finale della categoria fino ai 62 kg. De Murtas ha superato Antonio Angius di Olollai e Alexis Mier, Bretagna.
un altro villagrandese è salito sul podio. Nella categoria fino ai 68 kg, Sergio De Murtas ha strappato il terzo posto. Andrea Podda di Lollai è arrivato secondo. Primo di questa sezione Guran Salon, Bretagna. Cagliari, Villagrande e Scozia sul podio del gruppo sotto i 74 kg. Simone Piras, Mattia Casari e Scott Carson hanno conquistato rispettivamente terzo, secondo e primo posto. Severino Pili di Elini ha vinto la competizione sotto gli 81 kg, superando l'esperto Michael Phillips, scozzese, e Ndiaye Dione, Senegal. Tutti stranieri i vincitori della sezione fino ai 90 kg. Hanno composto il podio, partendo dal basso, gli inglesi Jason Davidson e Ryan Dolan. Al primo posto Petur Eitorsson dell'Islanda. Il primo classificato della categoria Petur Eitorsson, Islanda. La premiazione è stata chiusa da Antonio Zedda, terzo nei pesi massimi sopra i 100 kg, Darren Whitfield, inglese, al secondo posto, e Olafur Sigurdsson, l'atleta islandese, è arrivato quinto. Il torneo acquista sempre più importanza in campo internazionale, soprattutto dopo l'intervento del CONI, che ha riconosciuto Sastrumpa come un vero e proprio sport. Si aggiunta l'incontro ora tra Sigurdsson, Islanda contro